Ciao a tutti, sono Roberto Bonifacio, sono nato a Trieste, ho 44 anni, sono un tecnico elettronico, mi occupo di impianti di ricezione televisiva, non sono sposato, non per scelta, ma perché vivo in uno stato che non riconosce e quindi non tutela quella che da 12 anni è la mia famiglia. Il mio impegno fin dall'inizio è stato quello di permettere a più persone possibili di sapere cosa succede dentro le istituzioni, tramite le dirette web, tramite il contatto diretto con i cittadini per strada, mettendo a disposizione di tutti quello che normalmente televisioni e giornali filtrano. Perché mi candido? Non mi sono candidato, mi sono reso disponibile e sono stato scelto da un'assemblea di cittadini per ricoprire questo ruolo, quello di portavoce all'interno del Consiglio regionale. L'articolo 3 della Costituzione italiana dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Questo articolo viene quotidianamente calpestato da tutti. Noi crediamo che i diritti non siano merce di scambio, ma siano la base per una società sana e ci batteremo anche per questo. Fino ad oggi sono stato gli occhi e le orecchie dei cittadini dentro le istituzioni. Adesso ho la possibilità di diventare anche la loro voce. Noi ci siamo messi in gioco, adesso tocca a voi.